partire. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Stesso con la chiave in tasca invoco libertà, ma per adesso so che questa cella resterà sprangata a triplice mandata dall'interno. Siamo con l'avvocato Fabio Schembri che insieme al professor Nico D'Ascola, a Patrizia Morello e a Luisa Bordeaux è l'avvocato difensore di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Buongiorno intanto avvocato. Buongiorno. Commentiamo quest'oggi la sentenza depositata il 7 ottobre scorso in cancelleria dalla Corte d'Appello di Brescia, una sentenza che in sostanza ha rigettato le richieste di revisione che erano state avanzate da voi avvocati difensori, dall'avvocato Diego Soddo che abbiamo già sentito, tutore legale di Olindo Romano e Rosa Bazzi, e dal sostituto procuratore generale Kuno Tarfus, che pure sentiremo. Le tre istanze di revisione sono state rigettate. Nella causa penale, io leggo subito dalla prima pagina della sentenza, trattata con il rito dibattimentale. Ne abbiamo parlato con l'avvocato Soddo, vorrei parlarne anche con lei. Si può definire dibattimento ciò che è stato, diciamo così, fatto a Brescia? Sì, ognuno può dare le definizioni che ritiene, no? Però il rito dibattimentale diciamo presuppone e prevede che vengano escussi i testimoni, cosa che a Brescia non è avvenuta. Quindi di fatto è stato indetto un processo dalla Corte d'Appello tramite un decreto di citazione a giudizio. Prova ne è il fatto che abbiamo avuto una sentenza, prova ne è il fatto, come diceva lei, che il tutto si sarebbe svolto con il rito dibattimentale. Però il rito dibattimentale prevede che vengano sentiti i consulenti, vengano sentiti i testimoni. È anche vero, c'è da dire che la Corte d'Appello può, diciamo, in qualsiasi fase dichiarare l'inammissibilità di una richiesta di revisione, e lo può fare anche con sentenza, quindi può tornare indietro sui propri passi, perché lì dove è stata fissata un'udienza dibattimentale, ciò significa che implicitamente la Corte d'Appello, per fissarla, ha espletato un giudizio di ammissibilità. Quindi prima di fissare il dibattimento, evidentemente la Corte ha ritenuto che ci fossero i presupposti per farlo questo dibattimento. Poi naturalmente tutti sbagliano e quindi probabilmente la Corte d'Appello di Brescia ha ritenuto di aver sbagliato a fissare il dibattimento. Certo, si entra in contraddizione laddove si indica che c'è stato un dibattimento, in realtà un dibattimento monco, dove c'è stato al più, diciamo, un contraddittorio tra le parti processuali, ma quello che è mancato è stato il contraddittorio sulla prova. E quando dicevo che può tornare indietro e può emettere una sentenza di inammissibilità, questo lo si può fare, difficilmente ciò è avvenuto, cioè nel senso che una volta fissato il dibattimento si è tornati indietro senza assumere la prova. Ma quello che mi sembra che, insomma, naturalmente noi andremo a sindacare da un punto di vista procedurale è la commistione di due fasi, che sono due fasi separate, cioè la fase preliminare che dove viene valutata l'ammissibilità della richiesta, e una fase successiva, quindi quella di merito, dove vengono, diciamo, valutate appunto le prove, se le prove sono in concreto effettivamente idonee a ribaltare la sentenza di condanna. La prima fase invece prevede un'altra tipologia di giudizio, che è se la prova innanzitutto è nuova e se in astratto potenzialmente può portare a un sovvertimento, a sovvertire la sentenza di condanna. Ora, cioè, sebbene diciamo si possano, diciamo così, mescolare le due fasi, ognuna delle due ha delle regole di giudizio ben precise. Ripeto, la prima astratta idoneità a sovvertire la sentenza di condanna ed è strettamente legata,
questo parametro di giudizio alle ragioni della richiesta. Cioè, se si dice nella richiesta, così come è stato detto, di revisione, che le 3 prove, per esempio, in ordine alla morte della povera signora Cherubini, si descrivono e si dice e si sostiene, queste 3 prove sono dimostrative del fatto che la signora Cherubini, cioè gli accadimenti storici sono completamente diversi, che la signora Cherubini venne inseguita su e quindi quando entrarono i soccorritori sostanzialmente la sentirono gridare e dunque l'assassino era dentro. Ora io semplifico naturalmente. Allora, in questo caso il primo giudizio, quello della fase preliminare, deve limitarsi, no, eventualmente a constatare se in astratto, diciamo, quel motivo di revisione possa essere utile, sempre naturalmente in astratto, e ci tengo a sottolinearlo, a sovvertire la sentenza di condanna, perché costituisce o meno una prova d'alibi. E allora su questo la Corte d'Appello si sarebbe dovuta fermare. Non può in questa fase, o meglio, non poteva, a nostro giudizio, in quella fase, andare sostanzialmente a sindacare il merito. Certo. Il merito, cioè il merito sostanzialmente può eventualmente essere valutato laddove, diciamo, le prove vengono raccolte, quindi acquisite, perché senza l'acquisizione non si può valutare alcunché. Come si acquisiscono tecnicamente le prove? Si vede in televisione quello che è il dibattimento, si sentono i testi, i consulenti, quelli che noi abbiamo indicato nelle liste testi, quindi i 14 professori che hanno fatto le consulenze, anche di più, mi scuso se non ricordo l'esatto numero, i testimoni che su quell'argomento specifico, poi ce ne sono degli altri naturalmente, sono stati indicati. Solo allora, una volta sentito, Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Può essere sostanzialmente, diciamo, le argomentazioni della difesa con quelle, diciamo, dell'accusa sostanzialmente, dal contraddittorio che sulla prova, cioè il testimone che deve essere sentito dalla Corte d'Appello, al quale testimone vengono poste le domande da tutte le parti, quindi da tutte le parti in contraddittorio, quindi in questo modo si raccoglie una prova che la Corte d'Appello non ha mai raccolto e quindi non si comprende naturalmente come abbia potuto valutare una prova non raccolta. Altro esempio, quando si dice che un testimone, per esempio, non è riscontrato o non è credibile o non è attendibile in generale, diciamo che questo giudizio naturalmente può essere espresso, ma laddove diciamo il giudice, il giudicante acquisisce la testimonianza. E questa come avviene un'acquisizione della testimonianza? Tramite escussione diretta, cioè quindi occorre comparire davanti al giudicante, verranno formulate delle domande e solo dopo allora si potrà dire se quel testimone è riscontrato, non è riscontrato, è attendibile o non è attendibile. Quello che è mancato, diciamo, è proprio questo, che è poi la polpa, il nucleo fondamentale del rito dibattimentale. Ecco, cioè quindi questa è una doglianza, questa sovrapposizione di piani di giudizio che non può avvenire, perché è in violazione proprio di questa regola basica che è il contraddittorio sulla prova. Noi naturalmente su questo concentreremo alcune di quelle che possono essere le nostre doglianze, naturalmente con un ricorso in Cassazione. Che vi avvicina solo
per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Decente. Passano gli anni, i mesi e se li conti anche i minuti. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo. Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidargli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Allora, avvocato Schembri, a proposito di quello che ci ha appena detto, noi abbiamo capito molto bene, un conto sono le potenzialità di certe nuove prove che siano utili e capaci di rovesciare il giudizio, e un conto è la valutazione di queste prove in concreto, no? Sì. Quindi una prima valutazione va fatta circa la possibilità che le nuove prove siano in grado di sovvertire il giudizio precedente. Se lo sono, poi le approfondiamo in un dibattimento vero e proprio, così funziona, no? Certo. Allora, la Corte d'Appello di Brescia, a pagina 19 della sentenza di cui stiamo discutendo, dice che nella vostra memoria degli avvocati difensori del 4 luglio, voi avete escluso che, una volta emesso dalla Corte di Brescia il decreto di citazione al giudizio, questa possa limitarsi a valutare solo le carte, cioè a una valutazione meramente cartolare delle nuove prove, senza procedere all'assunzione delle prove, perché si è già espletata la delibazione di non infondatezza della richiesta, è quello che ci ha detto lei. Insomma, però la Corte dice, ma su questo punto le sezioni unite di Cassazione dicono diametralmente l'opposto di quello che lei ci ha appena detto. Sì. Dove dicono l'opposto? In che senso? Lei ha capito qual è l'obiezione a questo punto della Corte? Ma diciamo, cioè, è come se, mi dica se sbaglio, no? È come se io capisco, voi dite una cosa apparentemente logica dal mio punto di vista, cioè in primo luogo valutiamo se ciò che noi vi portiamo è in grado di rovesciare potenzialmente, poi lo approfondiremo nel corso del processo vero e proprio. La Corte dice no, non è così, cioè noi possiamo anche, diciamo, valutare tutto subito in una volta sola, la faccio grossolanamente, diciamo. In una sola volta noi valutiamo, anche se non solo ciò che, se ciò che ci portate è potenzialmente ma noi entriamo subito nel merito, senza però celebrare il processo vero e proprio, senza ascoltare i testimoni, senza ascoltare gli periti, senza entrare appunto in un dibattimento. Ecco, che nasce da parte nostra il sospetto che si faccia confusione tra i principi giuridici. Innanzitutto, se lei questa non è una questione puramente formale, diciamo, è sostanziale, perché per il cittadino questo vuol dire io sono in grado di portare dei fatti nuovi in un processo tali da rovesciare eventualmente una mia condanna o no? Perché questo è il punto. I fatti entrano o non entrano nel processo? Allora, è una questione anche di carattere sostanziale, nel senso che vengono citate per esempio due sezioni unite, una del 97 e l'altra del 2001. Quella del 97, diciamo, uno ne potrebbe veramente fare a meno di citarla,
perché è una sentenza delle sezioni unite, diciamo, che ancora in quel periodo lì non era stato modificato l'articolo 111 della Costituzione, il giusto processo, quindi proprio le regole dell'oralità, del contraddittorio, addirittura sulla prova. Ecco, questo dice l'articolo 111, quello che ho appena detto io. Quindi, diciamo, possiamo scartare quella del 1997, c'erano altre regole. La nostra Costituzione poi è stata modificata con il principio del giusto processo, contraddittorio tra le parti e contraddittorio sulla prova. Quella del 2001, che è una pietra miliare invece, e che apre, diciamo, dilata l'istituto della revisione e diciamo, spiega come deve essere interpretato il concetto di novità della prova. Cioè, in particolare, le sezioni unite in questo caso si concentrano sul tecnicismo che deve essere naturalmente interpretato poi dal giudice riguardo al giudizio sulla novità. E allora dicono le sezioni unite che non soltanto le prove sopravvenute al giudizio di merito risultano essere nuove come prove, ma anche quelle preesistenti che non vennero acquisite e quindi non conosciute dal giudice della condanna, e anche quelle che, pur acquisite dal giudice della condanna, non vennero valutate. Quindi, diciamo, c'è un ampliamento del concetto della novità della prova. E questo, diciamo, è l'aspetto fondamentale di cui si occupano le sezioni unite. Poi, incidentalmente, le sezioni unite cos'è che dicono? Quello che ho detto io, cioè che avevo detto prima. Cioè, che è vero che il giudizio di ammissibilità può essere rivisto in qualsiasi fase. Ora, non è l'aspetto più importante affrontato dalle sezioni unite, ma dicono anche che il giudizio di ammissibilità deve essere ancorato, no, alla potenzialità in astratto della prova a ribaltare il giudicato. Quindi è chiaro che può sussistere un giudizio cartolare, ma fondato su questa regola di giudizio. Cioè specificano bene, diciamo, le sezioni unite che ci sono due fasi, cioè, ma le fasi sono importanti soprattutto per le regole di giudizio che le governano. Una fase, tra virgolette, preliminare sull'ammissibilità e che è legata alle ragioni della domanda di revisione che viene proposta, e una ulteriore fase successiva che è governata da una regola di giudizio diversa, cioè se effettivamente ed in concreto quelle prove possono scardinare la sentenza di condanna. È chiaro. È lì che allora, dall'astratto si passa al concreto col dibattimento. Una volta passate al concreto, cioè non si può entrare approfonditamente nel merito del contenuto della prova. Questo dicono le sezioni unite, quello che noi insomma abbiamo sempre detto. Quindi ecco che parrebbe che sia stata fatta una sorta di, come posso dire, almeno il nostro sospetto è questo, confusione tra la possibilità di unire le due fasi. Ma anche se unite, sarebbe più corretto probabilmente, quindi decidere prima su una e poi sull'altra, ma anche se uno le volesse unire così come ha fatto la Corte d'Appello di Brescia, non può utilizzare come parametro di valutazione quello che il legislatore ha previsto per, diciamo, il giudizio vero e proprio, no? Cioè l'effettiva capacità della prova a ribaltare il giudizio, perché si giunge a questo giudizio solo e soltanto dopo aver assunto la prova, che è diciamo, una caratteristica fondamentale questa del dibattimento. Come si assume la prova? Cioè
sentendo appunto i testimoni, i consulenti, cioè l'accertamento per la valutazione è fondamentale e il giudice non deve far altro che accertare prima di valutare in concreto, altrimenti non lo si può fare. Cioè sarebbe naturalmente un giudizio aleatorio, perché l'attendibilità, così come indica la Corte d'Appello su alcuni testimoni, piuttosto che alcuni consulenti, piuttosto la validità di una tesi scientifica sostenuta da illustri professori universitari, quindi a credibilità, attendibilità, sono proprio tipiche della la valutazione è tipica della avvocato. Dall'assunzione della prova. Banalmente, io come faccio a decidere se la consulenza del professor Sartori su Frigerio tale da inficiare tutto quello che lui ha ricordato sia fondata o no? Come faccio a verificare se la prova è vera o no? Allora, come bisogna escutere i professori, perché devo insomma mettere un mio perito, devo fare un contraddittorio, devo ascoltare, altrimenti come faccio a decidere su una materia così scientificamente complessa? Si decide, come ha detto ma lei, potenzialmente diciamo dirompente, perché se io appuro che Frigerio ha fissato un ricordo falso, e questo inficia tutto quello che poi lui ha detto dopo, no? Certo. E quindi il riconoscimento non c'è più. Certo. Si accerta e poi si valuterà in base a quello che ha già anticipato, cioè dapprima si possono sentire i professori che hanno redatto la consulenza. Se non si è convinti, visto che sono materie di carattere scientifico, si possono nominare dei periti per farli esprimere su quelli che sono degli accertamenti tecnico-scientifici. In questo caso invece noi abbiamo davanti una sentenza che dice: qui le nuove prove non sono nuove e non sono in grado di rovesciare le sentenze precedenti senza aver verificato nel concreto le dirò, queste prove. Dicono qualcosa in più, è proprio quello che non avrebbero dovuto dire. Ecco, la distinzione tra la valutazione, diciamo, potenziale e la valutazione della prova dopo averla assunta in modo concreto, in concreto. Dicono, per esempio, per quanto riguarda la consulenza su Frigerio, dicono che non vi fu un'intossicazione da monossido di carbonio. Poi ci arriviamo. Ora, al di là dell'errore compiuto, perché di fatto risulta invece l'esatto contrario, ma non dai nostri documenti, cioè dai documenti della parte civile, quindi dell'avvocato di Frigerio dell'epoca, di ciò che acquisì il giudice del merito, il giudice della condanna, addirittura dall'esame, dalla consulenza del dottor Scola, consulente del pubblico ministero, che diciamo indicò appunto questa intossicazione a cui venne sottoposta a seguito dell'incendio Frigerio. Ora, lì si afferma appunto che non vi fu questa intossicazione in modo errato, però questo, al di là se è sbagliato, se è corretto, non è corretto, la Corte d'Appello l'avrebbe potuto affermare solo dopo aver sentito i consulenti, visto che la materia è di carattere tecnico-scientifico, quindi né io né lei né la Corte d'Appello ovviamente avrebbe potuto dire, senza diciamo l'aiuto dei consulenti, di esperti, se è così o non è così. E solo dopo avrebbe potuto eventualmente prendere atto in un senso o nell'altro dell'intossicazione oppure della bontà del ricordo di Frigerio. E laddove non convinta di ciò che avrebbero potuto riferire i vari esperti, avrebbe potuto disporre una perizia, e quindi c'erano tutti gli strumenti giuridici per poter accertare un determinato fatto prima che questo fatto venisse valutato, così come ha fatto la Corte d'Appello, ma senza accertamento. Quindi è mancato l'accertamento. No? A proposito di prove, pagina 22 della sentenza, c'è una questione che mi riguarda anche professionalmente. Avete ascoltato Auto da Fè.